Buonasera professor Casula, salutiamo gli amici di Sa Repubblica Sarda. Questa sera lei a Pitch 2017 ha presentato un libro intitolato I viaggiatori italiani e stranieri in Sardegna. Una bellissima presentazione e un viaggio tra le personalità della storia che hanno visitato la nostra isola. Le faccio una domanda: tra le testimonianze che lei ha potuto raccogliere nella sua ricerca che hanno portato a questo libro, qual è la critica che riesce a individuare meglio un tratto autentico dei sardi, per così dire una critica che noi possiamo utilizzare in maniera costruttiva? Per esempio c'è un imprenditore inglese che addebita ai sardi il fatto che non lavorano le loro risorse in loco, che i nostri prodotti, sia minerali che agricoli che artigianali, vanno fuori e quindi la ricchezza si crea fuori, non in Sardegna. Mi ha colpito questo dato perché in realtà riesce a individuare con precisione il fatto che la nostra povertà, il nostro sottosviluppo deriva proprio da questa dipendenza. Noi importiamo prodotti ad alto valore aggiunto ed esportiamo prodotti a basso valore aggiunto. In questo scambio ineguale noi ci impoveriamo e il nord si arricchisce. È un fenomeno, è un meccanismo che riguarda in genere i sud e i nord del mondo. Noi siamo particolarmente coinvolti in questo. Il fatto che venga un inglese e ce lo dica con precisione mi ha convinto e fatto pensare che noi dobbiamo imparare molto da quelli che vengono da fuori, non per insultarci o per elogiarci, ma semplicemente per esprimere opinioni loro di grande qualità e di grande valenza, come questa dell'imprenditore inglese. Grazie. Si chiama Tennan. Grazie professore.